Restiamo al pescare per trovare. Quando andava fuori, a che ora andavi a pescare questi pescatori? Adesso se qualche volta, non so, andavi a 40 così, ecco diceva, beh, se 10, posso ga, quel facin fin adesso. Non aveva ore precise? No, quel diceva magari mancava un pasto di pesce per stasera. C'era per la barca, a rete. Ma che a volte che sei morto era da mattina? Sì, era mattina. Tante volte andavi anche da mattina presto? La mattina di volte in cappina mangiare, un botto, ma no di stanno là a farsi il sossonetto. Ma è più che sia di mattina, insomma, ecco. Alla sera invece là, quando andava a Boccon. Cosa vuol dire Boccon? Con l'asso? Quel coso, ma c'era un masso. Ramo dritto? No, non c'era mia ami, e c'era tutti i lombrichi. Un filo lungo 20 metri, bisogna trovarli però sulla terra. E li infiava con un ago bello lungo, infiava tutti dentro su un filo, e faceva un bel filo lungo, pieno. E poi faceva su una mano, così. E via, e faceva un bel coso, così, un bel blocco, un bel così che veniva. E dopo con una bella canna lunga, quello c'era per bisate. Per bisate, già per i miei lussi, perché è bisata con i dentini, i cagnini. Ma se non la mia, neanche se non c'era la mia. E a cosa che c'è pacchia a bocca bene, ti toccava pescare a fondo però, con un coso, con un piombo bello pesante, dentro l'acqua. E che amo che avevi? Niente ami, niente. Solo, quello che è il fio. E si attaccava su sto fio. E come era tenuto il primo? Liga un fio liga. E questo è il piombo, che ancora ho averlo il piombo. Questo è un piombetto, tocca che peserà 3-4 etti conforme l'acqua corrente, perché te peschi così. Quando te senti che il piombo tocca, la te peschi sa giara, bello sul puito, ora a vedere, a sentire l'odore. E quando senti che il piombo toccava il fondo che ti muovevi, con sto spago e la canna e una da qua in fondo, ti senti che magari ti sai un'idea. Restava sto boccone di vermi e si muoveva una scianta. E era avvisata, lo vedi, ti senti che tirava, ti senti il tremuie, che attirona, che vuoi a mangiare. E sentite, io ripetevo a marito 3 volte questo discorso. E dopo ti pian pianino, ti tirai su e non si accorgeva che era ciappata, perché l'acqua era corrente, sentiva sta nio e ti acciappavi e ti ha buttato in barca. E in barca da mezzo minuto, un attimo, si sganciava e restava. Perché così a bocca da noi? Così a bocca si vedeva e ora sì fuori dell'acqua, e ora sì si muoveva. Ascolta, e a rete, restando, prima te mi parlavi della rete, quanto larghe era le maglie? Disdotto? Disdotto te puoi ciappare la roba più piccoletta, perché disdotto è piccolo. 2,8 centimetri. 1,8 ecco, e ora te puoi, resta dentro magari una bisata anche da dovetti. Se invece hai un 22, qui da dovetti scampa anche qui da 3. Ma Valtri una volta che grossezza era? Già i pessetti ciapà mia chi c'è. I ciapà è brusso perché è brusso e larghe de panza. E invece è lusso purché il pese tanto del prima, qui è magro, lungo, capito? Invece è brusso è larga, qui che restava dentro sono una maglia da 22 anche, perché dopo poche cenine, era fuori per i busi a rete. Perché pensi sia questo brusso? Brussolette, è come cosa si può chiamare? Sì, ma è casa, ma è migliore della casa delle scarpe. E se piccole però, perché dopo che si è scartolita, è brusso, a scala questa rossa no, è sorea quasi sorea del brusso. E i Bartolei che maglie avevi qui? Anche qui ti ho visto, da 18 a 20, dopo se te vuoi ciappare, come che ti dico che il porro Tony Asio ciappare pessette, è un altro bel pesce lucido come angue, ma però... non so come si chiama, è brussolette. Per pare d'argento? D'argento, ecco. E ciappava queste qua, e ti vedi che non ciappava Bartolei, perché? A noi che andava dentro queste brusce, ciappava anche i bisate. Perché i bisate erano amati per queste. E così c'è parte che Bartolè e chi ha, lo trovava pieno e a volte era su una frega di queste brusole. E andava dentro bisate, magari 4-5 kg bisate e pieno di queste brusolette. E quindi te mangiai senza curarle, né tale, a tipo anguea. A rete dei Bartolei,
che facevi? Io la impermeabilizzavi in qualche maniera o la mettevi giù cosita come che era? E reti che faceva un bagno perché durasse di più e perché non fosse bianca. E allora cose, scorse di nosa. Io gli dava il colore verdastro, con le scorse, io faceva boia con le scorse di nosa, di nosa insomma. E basta. E dopo gli buttava un'altra cosa preparato, ma qui io non mi ricordo. So che gli dava un colore e diventava non verde a scorsa, diventava un marron. E perché gli dava questo colore? Perché non si vedesse il pesce, non so, non la vedesse faccia vista. Non perché durasse forse di più. Era appunto per dare il colore, non vede la bianca, ecco. E andavo a comprarle a Brescia e si faceva arrivare. Da chi le compravi? E ora si faceva arrivare da Brescia proprio, no qua a Treviso che fosse stato qualcuno. E con cosa si faceva arrivare? Andava a Tolle, andava qualcuno e ora gli metteva, ecco, mi va a Brescia e ti porto in casa dei reti. Ciò che ne c'era tanti di questi pescatori e ora magari che c'era uno che forse gli ferroviari Orensoni per esempio non pagava biglietto né niente del treno perché c'era ferroviario, amici chi era perché si conosceva, torna nella rete per me, ora ciò agio condotta. Se facevi i Valtri? No. I Bartoei sì. E anche forse che c'era Genio, il poro Genio Artuso, e si faceva quando che la magliatura era rotta si faceva qui. Ecco perché aveva la rete in mezzo, più succedeva che parte per parte che c'era di magliatura che la teneva bene perché sì, non so, come un Bartoeo che si è fatto un tubo unico, ecco la rete doveva essere interna in due magliature parte per parte, e ora qui gli faceva. I gamberi sul Sile, ti ricordi dove non hai mai visto gamberi? Dica dito che ne c'era, ma c'era più che sia sui fossi, in Ciapava, sotto riva, sui Brantei, per esempio era San Giuseppe via Paludetti qua, che c'era che i Brantei e ahí ne Ciapava diversi. Ma per gamberi, intendo proprio gamberi di acqua dolce? Che i bianchi, chi i grandi là, che ne c'era, chi Ciapava. Quelli che se li insegna all'osteria al gambero ecco sì, chi il tipo è. Gambero d'acqua dolce, quello che adesso è scomparso no, noi schi rossi, no. Ecco. Gamberi, buoni a mangiare. Buoni a mangiare. E chele abbastanza verde però. Ecco, visto perché il poro Cansian primo, è andato a fare i suoi brantei qua del Ponsanti, è andato a fare. Sul Giavara che da adesso. Ecco. Sicuro? Che dice che è scomparsi dalla nostra zona? No, sul Giavara io ne trovo, però se zona alta. Vola acqua netta perché è un ecosistema che vola acqua netta. Sul Sil non ve ne sai che ti sapi. Una volta diceva che c'era qualcuno che io c'appava in mezzo alla rete non era buono il cavallo, ma comunque. Era un intrigo più che altro? Ecco, un intrigo. No, chi ne vendessi i pescatori? Che ne c'appava uno, forse sono stato io, mio povero papà, non mi ricordo, non ha mai c'appava neanche uno. Tartarughe sì, dentro sì Bartoei. E qui l'acqua bella grande, le c'appava, andava dentro. E dopo in a tirare fuori perché muore, sta un ore, non so quante ore, che possa stare sotto acqua. Spiegami la tartaruga, era dove le ciappava? Sì, dentro si Bartoei. E ciappava queste tartarughe, le trovava dentro, perché andava a vederli magari una volta al giorno, fatta ieri appena ciappata. E anche visse sua rete, amico. Ma le tartarughe tante, qualcheduna ogni tanto? Una ogni tanto, magari che andava a ciappare, non so, mi ricordo che avevo in casa con le tartarughe, che mi faceva anche fastidio. Guardare a ciappare, non so che mi ricordo, lo tre, che la ponevo io mogliaca perché via. Ma anche ultimamente, proprio gli ultimi anni, prima che. Ma Dio morisse, sì, andava dentro che ne c'era. Vabbè, e ora qua siamo arrivati. Tu hai detto che tuo padre si interessava a tante robe, cantava, coro. Cosa cantava, si interessava, cantava col coro, che non so di chi, là al teatro comunale, andava all'Arena di Verona a cantare. E si andava, sì, col coro. Che coro è? No, questo non lo so.
coro, come che si chiamasse il coro. Coro da teatro, sai, fai il coro, squidri e quinte. Ma qua a Treviso o qualche altro Treviso. Quel teatro comunale, il coro del teatro comunale. Cosa resta qui, io non so, mi penso che sì, perché chi faceva... L'Arena di Verona, bisogna che fosse stato anche bravo. Insomma, in coro ti canti in sento e tutti sento ti fa qualcosa. Era anche bravo, conosceva la musica perché gli era spartiti e si studiava a casa in letto, so che era di paghi spartito così, poi vabbè che una parola ti fa una pagina, ti sa. In più lavorava sui campi, in più. Sì. E aveva questa passione anche del coro. Del coro, e dopo cantava perché adesso che Messa è morto, era in tre che cantava Messa è morto, era io, Marco Fredo, un'ipotesi che si pavan. E un altro Boffo, ecco, in tre, e faceva il coro della Messa a morto a tre voci. E che altri interessi che ti dicevi che avevano? No, altro no, dopo che aveva, che piaceva sta pesce, che piaceva giocare bai, che gli hobby che non giocare carte.